Benvenuti, oggi è lunedì 9 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7.02 e tramonta alle 16.42. La luna si leva alle 12.44 e cala a mezzanotte 03. Oggi si celebra San Siro. Il nome Siro rimanda al greco Sirios, da cui deriva anche il nome della stella Sirio e significa splendente, ardente. Oggi 9 dicembre è la giornata internazionale contro la corruzione. Corruzione intesa come fenomeno sociale, politico ed economico che colpisce tutti i paesi. La corruzione determina le istituzioni e lo Stato di diritto, distorcendo i mercati e i processi elettorali, privando i cittadini di diritti fondamentali e rallentando lo sviluppo economico. Gli investimenti stranieri leciti vengono scoraggiati e le piccole imprese nazionali non riescono a superare l'ostacolo dei cosiddetti costi di avviamento. E questi sono solo alcuni dei problemi da combattere, causati dal fenomeno che alimenta anche forme di estremismo e divisioni sociali. Pace, giustizia e istituzioni forti è l'obiettivo 16 nell'Agenda 2030 e fa particolarmente riferimento alle necessità di ridurre la corruzione e gli abusi di potere. Auguri all'attore John Malkovich che compie 71 anni. La sua fama si consacra nel segno di grandi firme della regia, da Steven Spielberg con L'Impero del Sole a Bernardo Bertolucci con Il tè nel deserto. Spegne 74 candeline oggi il cantante Alan Sorrenti. Noto soprattutto per i brani Figli delle Stelle e Tu sei l'unica donna per me, tra il 1973 e il 2018 ha pubblicato 11 album. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia il 9 dicembre 1979 la scomparsa del vaiolo. L'ultimo caso era stato registrato 2 anni prima in Somalia. Il risultato è stato ottenuto grazie alla vaccinazione di massa, intrapresa da molti paesi negli anni 70. Riserve del virus sono state conservate in 2 laboratori di massima sicurezza, uno in Russia e uno negli USA. Ma sapete perché vediamo il cielo azzurro? Anche qui la spiegazione si trova nella nostra amata fisica. I raggi del Sole colpiscono le molecole dei gas che compongono l'atmosfera, quindi ossigeno, azoto, anidride carbonica, eccetera. In particolare la parte della radiazione a onde corte, quindi quella del blu, viene dispersa in tutte le direzioni e ci permette di vedere blu o azzurro. E nel caso del tramonto o dell'alba? In quel caso la diversa angolazione permette la diffusione delle radiazioni a onde più lunghe, come rosso e arancione. Buon inizio settimana ai 12. Oggi una dolcissima luna in pesci inaugura la settimana congiungendosi a Nettuno e restituendoci il mondo dei sogni. Vediamo cosa dice lo zodiaco. Ariete, oggi il vostro intuito non sarà affatto traditore, anzi vi potrete affidare alle vostre intuizioni perché vi daranno comunque le giuste dritte per evitare tutta una serie di caotiche cose e persone. Toro, una luna molto compatibile oggi che vi riporta dolcezza e stabilità. Ora che le cose vanno meglio vi potete più concentrare sui sentimenti e lasciare andare un po' il lavoro. Gemelli, il vostro cielo oggi prevede una pesante quadratura della luna di Nettuno e di Saturno su Giove. Questo potrebbe rendere tutto un po' smodato proprio perché Giove, peraltro in modo retrogrado, è anche opposto al Sole. Cercate di rivedere le prospettive e di cambiare un po' strategia. Cancro, stupenda la luna di oggi che vi riporta ai sogni più dolci, quelli più romantici, quelli più interessanti per voi. Potreste andare incontro anche a una splendida serata che vede una certa passionalità. Leone, la giornata di oggi prevede sempre la solita opposizione del vostro Marte a Venere e a Plutone in Acquario.
Il sole vi dà forza, vi dà coraggio, assieme a un Mercurio che però ancora non riesce a essere esplicativo come vorreste. Oggi è una giornata in cui ascoltare sarà comunque un dono importante, forse cambierete prospettiva o idea rispetto a una persona. Vergine, il vostro cielo oggi prevede una luna in opposizione, una luna che vi vuole gridare che c'è bisogno di sentimento, proprio perché forse è stato un po' troppo trascurato, sicuramente c'è bisogno di morbidezza e voi dovrete essere bravi ad assecondare i vostri desideri reconditi. Bilancia, una giornata decisamente interessante con una bella Venere di Trigono che fa sentire i suoi effetti trasformativi, peraltro il Sole amico vi rende più comunicativi e più interattivi, tutta una serie di interessi lavorativi avranno risposta proprio in questi giorni. Oggi è un ottimo lunedì per voi. Scorpione, la giornata di oggi prevede questa splendida luna in Trigono che vi allieterà sentimentalmente e vi ammorbidirà un po'. Era proprio il toccasana e la carezza di cui avevate bisogno, visto che gli astri per adesso parlano molto di lavoro, di incassi, di perdite anche in taluni casi, ma sicuramente avevano trascurato un po' i sentimenti ed ecco che questa settimana si trasforma in una settimana molto più morbida in questo senso. Sagittario, la giornata di oggi prevede il trigono dei due retrogradi Marte e Mercurio. Sarà un trigono abbastanza debole evidentemente, ma ciò non di meno riuscirete comunque a esplicare quelle che sono le vostre volontà e anche a farvi capire un po' meglio dove non vi siete sentiti visti. Oggi è un buon giorno per fare capire agli altri quanto è importante la percezione di voi stessi. Capricorno, una giornata ottima oggi che prevede Luna e Nettuno in terza casa, ovvero la casa della comunicazione, una maggiore disponibilità alle parole, ai dialoghi, agli scambi, ma anche ai sogni, a idee nuove che vi frullano sempre in mente, più spazio per l'amore. Acquario, una giornata in cui si parla proprio d'amore. Plutone e Venere sono molto legati tra di loro e pulsioni, sensazioni ed emozioni sono decisamente molto ma molto forti nel vostro animo. La luna peraltro vi fa brillare gli occhi e vi fa vedere delle prospettive creative e molto interessanti. Pesci, protagonisti della giornata di questo inizio settimana con una luna splendida congiunta al vostro Nettuno che vi fa letteralmente sognare, vedere le cose in una prospettiva nuova e cominciare a valutare anche altre proposte alternative che per ora vi corteggiano e di cui volete valutare i pro e i contro. Al cinema esce Scarface, pellicola cult del genere gangster. Debutta nelle sale il 9 dicembre del 1983. Il film conferma la fama di duro di Al Pacino nei panni di Tony Montana. In Italia viene trasmesso in TV in versione censurata per la crudezza del linguaggio e l'eccessiva violenza di alcune scene. I saggi inglesi dicono "Saving for a rainy day". Letteralmente tradotta sarebbe salvare per un giorno di pioggia, ma il significato è ben più profondo. Con questa frase si dà un consiglio per mettere da parte per quelle volte in cui ce ne sarà bisogno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è lo scrittore inglese John Milton. Prima del suo celebre poema, Paradiso perduto, il demonio veniva raffigurato come un mostro ripugnante. Nella sua opera, invece, Lucifero è visto come un angelo caduto, astuto, che porta a compimento il suo ambizioso obiettivo, corrompere il genere umano. Ci salutiamo con la frase del giorno. Non smettere di cercare ciò che ami o finiresti per amare ciò che trovi. E con lo sguardo rivolto in avanti, sempre pieno di sane ambizioni, diamo il benvenuto a questo nuovo meraviglioso giorno. Noi ci vediamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.